quanto dovrebbe durare un impianto di allarme. Parliamo della vita media di un impianto, o meglio, della centrale e degli organi ad essa collegati che compongono un sistema di allarme. Ciao, sono Davide Marcomini e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel video di oggi, come ti ho già detto, vorrei parlare della vita media di un impianto di allarme, perché un utente nel gruppo Facebook, che ringrazio per aver posto questa domanda, qualche giorno fa ha scritto: ma perché quando si chiedono informazioni o consigli su centrali un po' datate consigliate subito di cambiare tutto? Questa è la domanda dell'utente. Allora veniamo a noi e andiamo a vedere perché viene consigliato di cambiare tutto, perché viene consigliato di cambiarlo questo impianto datato. Innanzitutto dovremmo capire che cosa si intende per datato. Secondo, poi andiamo a vedere, prima di parlare dell'impianto di allarme nel modo specifico, andiamo a vedere mediamente quanto può durare un elettrodomestico in casa. Ecco, da una breve ricerca io ho trovato alcune indicazioni che dicono che gli smartphone e i piccoli elettrodomestici come lo spazzolino da denti elettrico, la scadenza, qui parlano di scadenza, è fissata a 2 anni. Dicono invece nello stesso articolo che PC e dispositivi portatili vivono dai 3 ai 4 anni, mentre aspirapolvere, microonde e lavatrici hanno la prospettiva di lavorare senza gravi intoppi per 5 o 6 anni. Qui secondo me dipende dalla qualità del prodotto. Paragonare una lavatrice ad un forno a microonde secondo me non ha molto, però è una ricerca che ha fatto un sito indipendente, mi attengo a quello che dicono loro. Continua dicendo: più lungo il limite temporale di televisori, frigoriferi, forni e piani di cottura, che arrivano fino a 10-12 anni. Ora, mi soffermo su questa cosa perché è abbastanza evidente che nel tempo questa, chiamiamola scadenza, chiamiamola obsolescenza, chiamiamola come vogliamo, sia cambiata e sia cambiata in peggio, perché ricordo ero ragazzino, mia madre ha avuto una lavatrice San Giorgio, ricordo ancora la marca, che durò 18 o 20 anni la lavatrice. Ora, da quando sono sposato, credo che ne avremmo cambiate almeno 5 o 6, quindi la durata di questi elettrodomestici nel tempo è cambiata. Perché è cambiata? Fondamentalmente la qualità. Ora torniamo a noi e torniamo a parlare di impianti di allarme e andiamo a vedere quanto dovrebbe durare. Fondamentalmente la centrale dell'impianto di allarme, se parliamo di centrale, può durare sicuramente 20 o più di 20 anni. Quello che purtroppo non può durare così tanto per l'avvento di nuove tecnologie sono i ricambi. Mi spiego meglio: chi ha la chiave elettronica a contatti è destinato a non trovare più quel ricambio. Perché? Perché nel tempo le chiavi elettroniche a contatti sono state dismesse a favore di quelle a transponder che le hanno sostituite, ma questo per ragioni ovvie, ovvero
la chiave a contatti ad un certo punto smette di funzionare perché si ossidano i contatti della chiave, perché si ossidano o si rompono addirittura i contatti nel lettore, quindi si necessita la sostituzione di quel dispositivo, di quei device. La chiave a transponder invece molto più duratura, oltre che molto più sicura, e quindi ha sostituito questo device in toto negli anni, e quindi per le centrali più datate non troverò più questo ricambio, e a meno che per quella centrale non sia stato costruito un device che possa sostituire la chiave elettronica con un transponder, dovrò necessariamente sostituire tutto. Questo è uno dei motivi per cui si consiglia di sostituire tutto, ma se veniamo alle esigenze quotidiane, i prodotti di 15-20 anni fa o più potevano essere gestiti da remoto, se non in pochi casi e con non poche difficoltà. Ora, un utente qualsiasi chiede come minimo di poter gestire l'impianto di allarme attraverso un'applicazione dal proprio dispositivo che ha cambiato 2 anni fa, quindi non possiamo fossilizzarci sul voler tenere un impianto di allarme di 20 anni fa quando in tasca abbiamo il device, lo smartphone ultimo modello uscito 2 mesi fa. E cosa ancora più importante è la sicurezza. La sicurezza del nostro impianto andrebbe aggiornata, rivista. Le tecnologie perdono di affidabilità. I rilevatori dopo 20 anni, io sfido chiunque a dire che quel rilevatore di 20 anni fa è ancora perfetto, quantomeno avrà una lente di Fresnel cristallizzata che non può essere in grado di rilevare come lo faceva 20 anni fa. I contatti magnetici saranno di quel tipo che si possono mascherare facilmente, trovare facilmente e mascherare facilmente. Quindi quanto dura questo impianto di allarme e perché viene consigliato di cambiarlo? Direi fondamentalmente che non è più in grado di garantirmi lo stesso livello di sicurezza per cui è stato realizzato 20 anni fa. Questa è alla base, la ragione alla base di tutto il ragionamento. Poi possiamo dire che ci siamo affezionati, possiamo dire che ci troviamo benissimo con quell'impianto, ciò non toglie che questo potrebbe aver perso di affidabilità, e poiché l'impianto di allarme deve garantire la nostra sicurezza e non come la lavatrice far girare un cestello per lavare i capi, direi che se non è più in grado di farlo va sostituito. Ma non preoccuparti se il tuo impianto di allarme è troppo longevo, tranquillo. Tutti i nuovi prodotti low cost che trovi in giro sulla rete pubblicizzati e che ti vendono, basta che li attacchi con la spina, ristabilizzeranno l'ordine delle cose e ci troveremo con degli impianti che potenzialmente potrebbero durare quanto il tuo smartphone. Spero di averti dato un buono spunto di riflessione. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e spuntare la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Grazie per avermi seguito fino a questo punto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!